Con Massimo Mariotti, da una parte l'esperienza del Grosseto che è venuta fuori, dall'altra parte la gioventù del Monza. Vi hanno messo un po' in difficoltà? Ma è vero, noi abbiamo 3 giocatori, specialmente De Oro, Pablo Saavedra e anche Stefano Paghi, abbastanza esperti, no? Però il resto della squadra, anche noi, magari non è giovane come il Monza, però è una squadra composta da ragazzi, anche gli argentini, Fongaro, lo spagnolo Gabriel Cairo, Gabiddo, e tutta gente di 22, 23, 20 anni. Sapevamo benissimo che venivamo a giocare contro una squadra che, a parte la partita di Trissino, ha fatto delle buonissime partite, compreso quella col Valdagno che ha perso qui in casa. Sapevo che la pista qua è difficile. Noi siamo una squadra che speriamo di riuscire a evitare play-out, almeno come obiettivo di partenza. E è stata una partita altalenante, combattuta, tutte e 2 le squadre hanno giocato per provare a vincerla e alla fine è venuto fuori un pareggio e credo che alla fine forse sia il risultato anche giusto, perché il Monza ci ha creato dei pericoli, ma anche noi abbiamo avuto diverse occasioni anche per fare il doppio vantaggio quando siamo riusciti ad andare in vantaggio. Quindi sono abbastanza contento, rimaniamo imbattuti da umile squadra, abbiamo giocato la quinta di campionato, abbiamo fatto un gran risultato in casa col Follonica e 4 pareggi, questo ci permette di stare a metà classifica e per ora va bene così. Beh, certamente va bene, vi bilanciate un po' col Monza, l'andamento è quello. Però arrivavate da una bellissima vittoria nel derby con il Follonica. Probabilmente dopo quel 4-3 ti aspettavi qualcosina di più? No. Sapevo cioè, ovvio che entri in pista sempre per vincere e ci abbiamo provato, ma grande rispetto del Monza. Io ritengo che il campionato quest'anno, il Trissino, è più forte di tutti e poi ci sono 5 squadre. Follonica, Lodi, Forte dei Marmi, Bassano e ci metterei anche il Valdagno, quindi siamo già a 6 squadre che sono superiori alle altre. Poi c'è un gruppo di squadre che ancora deve capire dove arrivare, fra quali ci siamo noi, c'è il Monza e tante altre squadre. Quindi per noi il calendario che abbiamo avuto, abbiamo fatto dei pareggi in trasferta a Monza, a Giovinazzo e a Montebello. Nel ritorno devono venire tutti a casa nostra. In più abbiamo fatto 4 punti con queste 2 squadre che ti ho elencato prima, Bassano e Follonica, quindi insomma siamo moderatamente contenti e il campionato è molto difficile e lavoriamo con molta professionalità e quindi sono contento e faccio complimenti alla squadra per come mi sta seguendo e alla società.